Cosa implica da Re questo atteggiamento? Ma indica, probabilmente è chiaro, essendo un segretario provinciale forse si cercava magari la rivincita, non c'è stata, fortunatamente è stata premiata l'amministrazione, questi 10 anni di amministrazione fatti appunto con Forza Italia, con la Lega, con Vittorio Nuove, con altre componenti, che alla fine ha pagato credo più delle polemiche e sicuramente... Possiamo dire quindi che per lei da oggi esistono due PDL? Ma che esistano due PDL a Vittorio Veneto lo esisteva da un po' anche senza andare al voto, come è così su qualche altro comune, però ripeto, noi guardiamo alle cose più importanti, siamo in alleanza a Roma, siamo in alleanza in Regione Veneto, siamo in alleanza in provincia di Treviso, siamo in alleanza nel comune di Treviso, credo che sui comuni sopra i 15.000 si possa trovare, si debba trovare, al di là delle contrapposizioni personali, sicuramente la quadra per fare un PDL e una Lega, un centrodestra unito che possa governare le città. Ha già pronta la lista degli assessori? No, assolutamente no. Uno, due, me li fa? No, non faccio nessun nome, anche perché Ermetico. proprio... Gava. No, su questa questione volevo dire che un conto sono i partiti, su cui per quanto riguarda il PDL sicuramente bisogna lavorare molto, e un conto sono le rappresentanze dei partiti in Consiglio. Attualmente noi abbiamo della lista civica che si è staccata un consigliere comunale, che è Maso, l'ex assessore di Forza Italia, abbiamo dei due del PDL diciamo, che aveva fatto la corsa in solitaria, un consigliere comunale che è Campo Dall'Orto, che si è già espresso pubblicamente a favore del candidato sindaco da Re prima del ballottaggio, e abbiamo il candidato sindaco che era espressione dell'UDC, che invece aveva dichiarato di voler votare per il candidato del centro-sinistra Costa, e che in una conferenza stampa, evidentemente con una valenza subliminale fatta il giorno prima della chiusura della campagna elettorale, aveva dichiarato di lasciare l'UDC e di passare con il PDL. Quindi in realtà se stessimo solamente agli eletti, oggi avremo che tutto il PDL in Consiglio Comunale è a favore di Re. Se guardiamo anche il candidato sindaco, che ripeto proveniva dalla DC, c'è questa distinzione, ma io mi auguro che con il tempo le cose si possano risolvere. De Piccoli.